Eccoci qua, mister. Il Portogruaro ha terminato in 10, però non se ne è accorto nessuno. Abbiamo ottenuto il campo, due grandi occasioni nel primo tempo mancate di un soffio, un palo, insomma da essere comunque soddisfatti. Sì, dai, siamo soddisfatti, abbiamo mosso la classifica, è quello che mi aspettavo, dopo se veniva la vittoria tanto di buono. Però insomma vedo che la squadra reagisce, abbiamo avuto un attimo così di sfortuna perché abbiamo perso Fabro subito quasi sin dall'inizio, per cui ci è mancato quel punto di riferimento che ogni domenica abbiamo. Mi spiace, cerchiamo di recuperarlo magari al più presto, però dai, chi è entrato in campo ha fatto il suo dovere. Ecco. Sì. Mi spiace per le due occasioni che abbiamo. È entrato Ivan Mancome che ha fatto una grande partita a mio avviso, ha avuto anche l'occasione lui del gol e si è trovato nel punto giusto al momento giusto in altre due occasioni. Per essere una settimana che si allena col Portogruaro, insomma in prospettiva, in aspettativa, insomma è una bella speranza. Sì, dai, l'abbiamo visto, è un ragazzo che dispone di buone qualità, sicuramente deve capire il gruppo, deve conoscere come ci muoviamo in campo, per cui lo aspettiamo avendo capito insomma, che è un ragazzo che ha un buon talento. Ecco. Per chiudere, chiudiamo su di lei perché lei oggi qui veniva da ex, perciò ci teneva a fare bella figura. Come ha visto il Favaro? Il Favaro è sempre quella squadra garibaldina, una squadra che sulle ripartenze ti mette in difficoltà, per cui avevo già avvisato i miei delle qualità di questi ragazzi, però insomma la difesa nostra si è comportata bene, per cui auguro al Favaro e prima a noi una buona salvezza. Bene, grazie mister.